Buonasera a tutti gli amici da casa, Che Calcio Che Fa inizia la sua trasmissione. Siamo arrivati al penultimo appuntamento qui a Lombardia TV, canale 99, ma anche a tutti gli altri canali chiaramente dislocati nelle varie regioni. Parliamo di calcio, come al solito, parliamo di questo format che abbraccia appunto la TV, la radio e il web, per ciò che riguarda la radio e la collaborazione con Silvia Music Radio, e ovviamente siamo arrivati agli sgoccioli della stagione, però ancora c'è del calcio giocato, anche se si incomincia veramente a entrare a piene mani e a pieno diritto nel periodo, diciamo, del calciomercato, soprattutto sulle ipotesi, perché ancora sulle ipotesi di alcuni campioni, di alcuni giocatori che possono venire nelle varie squadre, perché prima di tutto bisogna andare a scegliere gli allenatori, e a poco stanno arrivando gli allenatori definitivi. Alcune squadre non hanno ancora raggiunto gli accordi ben precisi, comunque siamo un po' all'inizio di questa nuova stagione, e quindi è interessante anche andare a interpretare quello che potrà essere, diciamo, la strategia di questa o di quella squadra. È stato un anno molto interessante, un anno con la nazionale, con il VAR, con la Juventus, con i suoi obiettivi, con una bella lotta che ha preso, diciamo, sia a ridosso delle prime posizioni per la zona Champions che per il fondo classifica. Fino all'ultimo il campionato ha dato, diciamo, degli spunti di interesse, e quindi ovviamente noi utilizziamo questa penultima puntata un po' per fare una carrellata con due amici, due addetti appunto al settore del calcio, che hanno seguito anche molto da vicino le realtà, specie quelle milanesi, e quindi lo facciamo con amici che ormai sono abbastanza assidui e frequenti di Che Calcio Che Fa, e quindi io vado a salutare innanzitutto il direttore di Carta Canta Web, Massimo Canta. Buonasera a tutti. Ecco, Massimo Canta è venuto anche settimana scorsa, anche per ciò che riguardava altre iniziative, come l'iniziativa appunto 8 giugno per EMA, che è diciamo l'ente al quale si sta affiliando anche Che Calcio Che Fa, e sta seguendo molto da vicino gli obiettivi di questa associazione. Dall'altra parte invece c'è un grande collaboratore, redattore di Carta Canta Web, il nostro Alfonso Sciascia. Buongiorno, mi dirai perché c'è nei tuoi hashtag o nei tuoi nomi dei social c'è anche Garrett, e Alfonso Sciascia. Ciao Fulvio, buonasera a tutti. Sì, quel Garrett ormai non c'è più. Ormai non c'è più. Nel passato era un soprannome importante, poi magari dopo vi dico a cosa si riferisce. Era collegato a Gareth Bale. Esatto, perché all'epoca Bale era un mio idolo. Lo so io, perché aveva fatto 3 gol, esatto, una tripletta all'Inter quando era al Tottenham. Va bene, quindi questo ce lo ricordiamo, va bene, ok, va bene, grazie Alfonso. Va bene, allora a questo punto noi scherziamo sempre riguardo a queste cose, quindi, perché ci piace parlare del calcio veramente con molta leggerezza, però vediamo dal punto di vista proprio anche lavorativo e professionale quella che è stata, diciamo, un po' la risultanza di questo ultimo anno, o perlomeno stagione calcistica di Carta Canta, e tutte le iniziative che si sono in qualche modo avviate e girate un po' attorno. E qui volevo sapere quindi se il direttore Massimo Canta è soddisfatto dell'operato. Sì, direi di sì. A poco più di un anno data dalla partenza del progetto Carta Canta, direi che abbiamo conseguito parecchi risultati. Il sito è in essere da marzo dell'anno scorso, abbiamo una trasmissione in una radio, quindi ogni lunedì dalle 16 alle 18 andiamo in onda con un nostro programma in cui svisceriamo tutto il campionato su Ballando Station One, quindi siamo anche in FM, una cosa anche inaspettata che all'inizio del progetto non era prevista, quindi abbiamo avuto anche questa novità che ci aiuta anche in questo senso. Abbiamo la visibilità del sito, abbiamo la nostra presenza costante. Ecco qua, questo è il marchio, no? Quindi appare in questo momento, sì. Quindi abbiamo un microfono che imperversa a destra e a manca, sì, Carta con Canta. Le due squadre milanesi su cui più che altro ci incentriamo, ma non parliamo solo di Milan e di Inter. Abbiamo anche sempre ospiti prestigiosi in collegamento al telefono ogni lunedì, che siano giocatori, che siano personaggi dello spettacolo, dello sport, non è detto, tanti giornalisti, tanti colleghi che intervengono sempre con piacere, perché comunque non abbiamo mai difficoltà a recuperare ospiti ogni lunedì, anche se magari la domenica siamo allo stadio e dobbiamo poi in mattinata organizzare tutta la scaletta.
abbiamo la presenza a San Siro, in conferenza stampa sia a vedere sia per l'Inter che per il Milan, quindi siamo accreditati dalle due squadre, quindi direi un ottimo lavoro, una redazione che dà soddisfazione. Milanello sempre, insomma, sì, in conferenza facciamo una domanda agli allenatori, quindi cominciamo anche a conoscere anche dal punto di vista anche umano gli allenatori. Ecco, appunto, questa è la cosa che mi interessa molto, quindi il rapporto diciamo con le persone, qual è la persona che in qualche modo ti ha un po' molto accattivante, con cui diciamo hai intrapreso un buon rapporto? Direi che ogni personaggio, anche perché a parte la conferenza stampa dove va bene si è tutti lì nello stesso momento, però magari i momenti che la precedono, quelli che successivi, o in zona mista dove tante volte incontriamo gli allenatori anche avversari, quindi tante volte ci è capitato proprio lì in mix fare due chiacchiere con qualche allenatore. Mi ricordo nelle ultime occasioni che con Maran, insomma persone squisite, Iachini, abbiamo avuto modo di conoscere bene. È chiaro che siamo stati più a contatto con Spalletti e con Gattuso che dal punto di vista umano ha regalato sempre veramente delle grandi emozioni, sia in conferenza che sia a San Siro, sia a Milanello, dove ci hanno invitato anche ad assistere agli allenamenti, quindi lo si vede anche in un momento diverso di quello della telecamera, dove lui magari è impacciato, quasi costretto a rispondere, mentre fuori dai microfoni è il Gattuso migliore, diciamo. È il Gattuso migliore. Vediamo se il Gattuso migliore anche per Alfonso, al di là del rapporto con gli allenatori, se c'è diciamo una situazione durante l'anno anche non legata solo diciamo, al calcio, all'attività professionale, ma legata proprio all'evento in sé, no? Che ti ha in qualche modo emozionato. Allora guarda Fulvio, condivido appieno tutto ciò che ha detto il direttore Massimo, nel senso che siamo cresciuti tanto. Io mi occupo prevalentemente anche dell'aspetto social, anche sui social stiamo crescendo in modo esponenziale, Facebook, Instagram, Twitter, condividiamo tutto e ovviamente già che sono qui vi invito a mettere like sui nostri profili. Sì, è vero, nel senso che quest'anno con Cartacanta, oltre a essere sempre presenti a San Siro, perché noi collaboriamo anche con Star Casino, quindi abbiamo anche delle opportunità di andare a vedere le partite sia di Milan che di Inter da più angolazioni, abbiamo avuto la possibilità anche di andare spesso in trasferta, perché quest'anno ci hanno potuto conoscere anche diverse società, Sassuolo, Chievo, piuttosto che eravamo anche presenti all'ultima trasferta del Milan a Ferrara, al campo della SPAL, quindi diciamo che Torino esatto, Cartacanta sta crescendo e anche grazie al contributo di chi ci segue, chi ci ascolta. Bene, allora a questo punto qua caliamoci invece nella realtà della stagione, di quello che è stato il discorso diciamo del calcio in generale, che poi io ho utilizzato per questa trasmissione delle slide che sono state utilizzate durante appunto le varie puntate e quindi ci si può anche rendere conto dei temi che sono stati lanciati e a questo punto tiriamo un po' le fila e quindi andiamo con la slide numero 2. Eccolo qua. Innanzitutto un ringraziamento per un amico che è venuto qua in trasmissione, che è Michelangelo Manente, che è un grandissimo illustratore, e lui venne qui e chiaramente mise a disposizione le sue vignette. Una di queste appunto era il periodo dei primi di maggio con la Champions, che aveva eliminato ovviamente il Liverpool, aveva eliminato il Barcellona con un ritorno fulmineo e incredibile, quindi Klopp che batte Messi. Poi abbiamo la slide successiva, andiamo a vedere appunto la numero 3 e qui abbiamo il calcio del futuro che quindi è arrivato a un certo punto, quindi Klopp che batte Messi, che era l'idolo, insomma il personaggio più importante del Barcellona di Guardiola che va fuori invece in Champions indubbiamente, anche se però Ancelotti era andato precedentemente, però Klopp e Ancelotti sono similari come tipo diciamo di allenamento, di modo di allenare, quindi è abbastanza evidente che il calcio di adesso è un po' meno romantico e quindi io voglio sapere quindi da Massimo se si sta andando verso il risultato in una forma più eccessiva, magari cercando di raggiungere in una maniera molto secca e diretta e non con grandissimi fronzoli che potrebbero essere invece dare più spazio e più fiato al gioco corale.
Sì, diciamo che Allegri in questo senso era stato insomma chiaro nell'ultima conferenza di addio di commiato alla Juventus, dicendo forse non ho divertito tanto, però comunque ho vinto, e ha sfidato un po' chi pratica un gioco un po' più brioso ma che alla fine non conquista nulla, anche se poi Sarri lo ha smentito portando a casa l'Europa League, pur non avendo la possibilità di fare il proprio gioco che avevamo visto a Napoli, mentre chiaramente Guardiola esce un po' sconfitto quest'anno, pur con tutte le attenuanti del caso, perché comunque il City esce proprio all'ultimo secondo e avrebbe potuto comunque portare una squadra divertente in finale, affrontando una squadra che comunque il gioco del calcio lo pratica e bene, tranne in finale, perché il Liverpool non ha forse spesso il suo gioco che ha condotto per tutto l'anno, perdendo una Premier, facendo tantissimi punti e praticando anche un bel gioco con degli interpreti che gli consentivano anche di svolgerlo. Abbiamo visto una brutta finale di Champions, però alla fine forse il Liverpool aveva troppa voglia e necessità di vincerla, e quindi si è adeguato un po' al gioco del Tottenham. Al gioco, l'andazzo, quindi rivolgo ad Alfonso: sei più risultatista o giochista, e che quindi quando sei di fronte a una ipotesi abbastanza succulenta, un gol segnato dopo un minuto, scaravolti le tue logiche di gioco per andare comunque a vincere la partita appunto contro il Tottenham, oppure disattendendo magari quelli che possono essere i tuoi canoni estetici di gioco, cioè il risultato è fondamentale. Sì, il risultato è fondamentale, diciamo che quest'anno questa teoria è un po' stata smentita, appunto come diceva Max, da Sarri, che comunque con il suo gioco è andato a vincere l'Europa League, e anche da Klopp, che è sempre stato definito un allenatore non vincente, invece quest'anno è andato a fare l'impresa contro il Barcellona. Quindi diciamo che ci sono più, diciamo che i club, le società si aspettano di più, oltre al risultato vogliono il gioco. Infatti adesso comunque la Juve, dopo aver preso la decisione di non continuare con Allegri, sta cercando un allenatore che gli possa garantire gioco e risultati, perché comunque i campioni ci sono nelle squadre, sono pagati, e quindi il gioco deve premiare anche per chi va allo stadio, quindi siamo in un'epoca dove conta sia il risultato che il gioco. E sei convinto di questo? Io sono convintissimo, perché ottimo come ragionamento, perché probabilmente da altre parti poi sbandierano sempre il pubblico inglese, che alla fine c'è la sorta di terzo tempo, che quindi tutti belli amici davanti a una pinta di birra o di sidro, però in Italia non è così, perché il giorno dopo vediamo come gli umori cambiano in base anche alla partita. Vediamo invece la slide numero 4, che fa invece riferimento all'European Super League. È una situazione che quindi in qualche modo raggruppa questo movimento di dove sta andando il calcio da un punto di vista tecnico, ne abbiamo parlato appena adesso, quindi però comunque il risultato è fondamentale, perché con il risultato raggiungi gli obiettivi, riesci diciamo a intascare anche delle belle percentuali diciamo del montepremi, e ovviamente queste società, le grandi società, stanno cercando di dare uno strappo, però mi sembra che non sia seguita ancora completamente la cosa. C'è praticamente una per ogni, ce ne sono 4 su 96 squadre credo dei vari campionati più importanti, quindi alla fine è un po' un'utopia quella della Superlega. Una domanda diretta, se vi piace, una risposta molto veloce riguarda questo. Massimo, quindi la Superlega, sei per questo tipo di competizione? No, non mi entusiasma ancora, non vorrei che andasse a scapito di squadre che potrebbero inserirsi in questi campionati, e alla fine le squadre maggiori rischierebbero di giocarsela sempre tra di loro, in virtù degli interessi forti anche economici che ruoterebbero attorno. Io fosse per me tornerei ancora alla vecchia Coppa dei Campioni con l'ascolto diretto, però vabbè, questo non possiamo tornare per una questione economica, no? Quindi va bene, rimane un ricordo lontano, però c'era un fascino che per quei 32esimi potevi uscire e comunque affrontare parecchie erano partite vere, forse ancora più vere, no? Beh sì, quelle erano vere veramente, sì, perché insomma quanto è risultato quando l'Inter è uscito col Göteborg, molto, per esempio, sì, no? Sì, è ma molto, credo che anche abbiano molto esultato quelli che hanno visto uscire
il Milan, la Juventus contro altre Col squadre Porto. minori, col Porto, ma il Porto già era uno squadrone, quindi ma con altre squadre meno rinomate. Io sono ancora per le vecchie formule, Bene. questa direi che le sposa tutte. Vediamo invece Alfonso se è d'accordo, perché noi abbiamo parlato di Porto e Göteborg, rilanciandoci in fin dei conti delle stilettate tra interisti e milanisti. Tu che sei diciamo più giovane, queste cose magari non hai avuto modo di poterle vedere, però era veramente un'appartenenza totale, un godimento ovviamente, perché noi qua siamo tifiamo contro sempre e comunque, ma in una forma diciamo pulita. Diciamo che con questa formula che potrebbe avvenire si andrebbero a escludere delle favole che sono, cioè adesso non andiamo lontano, l'Ajax che è arrivato a un passo appunto dal giocarsi la finale è una squadra che dall'anno prossimo dovrà fare 2 preliminari di Champions League per arrivare ai gironi, quindi si andrebbero a eliminare delle favole che ai tifosi piacciono, perché comunque al di là del discorso economico ci sono delle situazioni che piacciono. Adesso vediamo, anche l'Atalanta sarà nella prossima Champions League direttamente ai gironi, e con questo, come dicevi tu Fulvio, con questo gruppo di super squadre verrebbero a mancare delle favole che piacciono ai tifosi, quindi sono contrario per ora. Beh, sai, anche perché poi le squadre piccole ogni tanto, quando non so, metto il Chievo che incontra magari una delle più blasonate, fa l'impresa, è anche bello, no? Da un certo punto di vista, che è un po' il calcio romantico, e poi vabbè, insomma, l'imprevedibilità dello sport. Le prossime slide riguardano un po' il calcio italiano, le vediamo un po' in successione. Adesso vediamo un po', questa per esempio è una slide del 12 dicembre, dei primi di dicembre, dove praticamente tutti a casa, nel senso fuori dalla Champions, ma dentro l'Europa League, quindi il Napoli ovviamente in tutta questa successione e l'Inter dall'altra parte scendono nelle regioni degli inferi facendo una Europa League. Dopo abbiamo visto l'Europa League dell'Inter è stata discreta fino a un certo punto, poi si è arenata e lo stesso Napoli comunque a un certo momento ha dovuto anche mollare. Abbiamo poi un'altra slide, scusate, che è quella successiva, ma chi vuoi che vede in TV Frosinone Cagliari, il mio vecchio tormentone, il pallone di adesso, con il pallone invece saggio, antico, che dice perché sarà invece fantastico il Crystal Palace Burnley, perché praticamente insomma sembra quasi che il nostro prodotto sia sempre inferiore, quando è vero, ma fino a un certo punto. Vediamo la slide successiva. Questa riguarda il calcio italiano, quindi God Save Italian Football, quando abbiamo Sunik, Elliott, mettiamo adesso Commisso da questo punto di vista, non so se ce ne sono altri, mettiamo Pallotta anche, e vediamo l'ultimo invece, come arricchire la Serie A. E quindi qual è la strada giusta per arricchire la Serie A? Sperare in una TV straniera, sperare nell'aiuto di Stato, oppure cercare di comprare dei talenti e rivalutarli in qualche modo e poi rivenderli all'estero. Allora, avete visto che questa è una sorta di infarinatura, cioè il calcio che si perde sul campo e si retrocede, però tutto sommato, vabbè, insomma, le due squadre hanno fatto una buona figura comunque in Champions, il prodotto italiano che è quello che è, e quindi come bisogna fare per cercare di arricchire il campionato italiano. Quindi voglio sapere un vostro pensiero a riguardo, prendetelo da dove volete iniziare e raccontatemi. Secondo me è chiaro che la presenza di campioni, sia che arrivino dall'estero sia che comunque vengano valorizzati in Italia, potrebbe dare più lustro al campionato, che comunque quest'anno ha visto tante presenze comunque negli stadi. Insomma, per certe squadre hanno visto i loro stadi pieni, l'Inter tradizionalmente, ma il Milan ha aumentato di parecchio, ha superato il 1 milione di spettatori quest'anno il Milan come presenze, e la Juventus ha sempre fatto lo stadio pieno, tranne nell'ultimo periodo dove comunque la Juve aveva smesso di giocare, per cui anche il pubblico forse si era stancato di vederla perdere, e quindi però per il resto è chiaro che con campioni come Ronaldo quest'anno hanno dato la possibilità di tanta gente, di tanti stadi dove siamo andati anche noi. I campioni sì, poi è chiaro che i mezzi di comunicazione, le TV straniere, la diffusione del prodotto calcio italiano, che comunque è un ottimo prodotto, perché comunque che se ne dica si giocherà pure male, però l'interesse, l'intensità, la passione che c'è in Italia, che non c'è magari in
in altri stati, serve molto a promuovere questo prodotto. Infatti tante sfide, adesso inizierà anche l'International League, quindi le squadre italiane andranno, adesso anche la Fiorentina, in virtù della rinuncia della Roma, avrà la possibilità di diffondere il proprio prodotto, la propria immagine, con un nuovo presidente in uno stato, in una nazione in cui è di casa il presidente della Fiorentina, quindi tutto questo potrebbe aiutare di nuovo a rilanciare il calcio italiano. Quindi domando ad Alfonso se noi siamo diventati terreno di conquista, come del resto lo siamo anche a livello sociale, per ciò che riguardano i nostri brand, le nostre imprese che sono state acquistate dall'estero, se quindi anche nel calcio è la stessa cosa oppure no? Sì, allora per far crescere il calcio italiano secondo me ci sono diversi punti. Sicuramente il rifacimento degli stadi, perché se andiamo a paragonare l'Italia con l'Inghilterra e la Premier League siamo veramente indietro sotto questo punto di vista. Modello Juve da seguire per i grandi club italiani. Anche il fatto che grandi allenatori tornino e vengano in Serie A, vedi Ancelotti, vedi Conte, questo è un appeal che può servire all'estero. Ovviamente i grandi campioni aiutano, e io ti aggiungo, Fulvio, che degli introiti possono arrivare anche da situazioni che non ti aspetti. Vedi il calcio femminile, perché comunque il calcio femminile italiano adesso che stanno disputando il mondiale è partito alla grande, e anche da lì si possono ricavare introiti, perché sta veramente evolvendosi in positivo questa realtà. Quindi anche da lì l'Italia può farsi vedere bene nel mondo. Sì, dopo parleremo anche ovviamente delle competizioni in essere in questo momento, tra cui appunto il campionato del mondo che si svolge in Francia femminile, ovviamente. Va bene, parliamo di calcio italiano, quindi non possiamo non parlare della nazionale italiana. Una slide delle prime puntate riguardava questa, e se ricordate sembra quasi ormai nel Giurassico, con che era Giampiero Ventura, d'altra parte Tavecchio, che era il presidente appunto della FIGC, e quindi sembra quasi che sia cambiato, è passato tantissimo tempo da quella debacle, quindi la mancata partecipazione ai mondiali del 2018 in Russia, e vuol dire che al di là del girone che non è particolarmente impegnativo, insomma, almeno sulla carta, poi non si sa mai, la National League che è stata comunque onorata e siamo rimasti nella fascia giusta, il ranking che sta in qualche modo muovendosi verso le posizioni alte dalla parte dell'Italia, quindi mi sembra di capire che insomma la nazionale italiana abbia intrapreso un nuovo corso con questa nouvelle vague dei giovani che vengono utilizzati da Mancini, al di là del fatto che ha convocato Quagliarella, perché quando uno è comunque quasi un fenomeno è giusto perlomeno convocarlo. Sentiamo Massimo, riguarda questo. Sì, è chiaro, le due figure che abbiamo visto sembrano talmente lontane, però sono passati 2 anni che nel calcio comunque sono tanti, e il lavoro di Mancini alla fine sta dando i risultati con un allenatore che è un ottimo gestore, soprattutto di certe personalità, coglie credo sempre il meglio che si possa prendere dai giovani, ma non solo giovani, i calciatori che lui convoca. Aveva stupito all'inizio, però alla fine poi i risultati gli hanno dato ragione, è agevolato dal fatto che comunque negli ultimi 2 anni l'Italia ha sfornato dei campioncini, perché comunque questi su cui sta lavorando sono esplosi in questi 2 anni, mentre prima erano ancora forse troppo giovani, però lui li ha coinvolti sempre, comunque rispolverando anche qualcuno che magari era rimasto un po' nel dimenticatoio, vedi Belotti, però comunque è chiaro che lavora con giovani come Chiesa, Bernardeschi, con il talento di Insigne, con 2 centrocampisti a cui lui ha dato le chiavi del centrocampo, facendoli giocare bene a fianco come Jorginho e Verratti, portando a gol Verratti che non segnava mai nel Paris Saint-Germain e mai in nazionale, ha fatto 3 gol in poche partite, una difesa che tiene, l'Italia non ha preso gol per 6 partite, ne ha subito 1 in 7, insomma, e sta segnando i gol che con Ventura non arrivavano, quindi direi bene. Positivo, quindi un buon modulo, anche un modulo in campo, tecnico, i giovani. Ecco, ad Alfonso, sei soddisfatto di questa nouvelle vague, quindi questi giovani, se c'è qualche giovane, qualche prospetto che ti piace in particolar modo? Ma guarda, Max si è concentrato sulla nazionale maggiore.
come dicevo prima nella domanda precedente, è tutto il movimento del calcio italiano che sta migliorando e sta crescendo. Abbiamo visto adesso l'Under 20 che è appena uscita da un mondiale fatto egregiamente, che aveva un'amalgama di talenti, che giocava chi in Lega Pro, chi in Serie B, chi in Serie A, tra cui abbiamo visto Plizzari, Pinamonti, quindi talenti che crescono, un Under 21 che come abbiamo visto e come abbiamo avuto a Cartacanta ospite Moreno Torricelli, che anche lui parlava di quanto l'Under 21 italiana sia forte in questo periodo, da tanto tempo che non vedevamo un Under 21 così, quindi questo è un buon auspicio per il futuro sicuramente. Poi, come diceva Max, la nazionale di Mancini è già ben organizzata, ben strutturata, con giovani interessanti. Ecco, a questo punto qua arriva il momento giusto di poter parlare del campionato del mondo di calcio femminile dal 7 giugno al 7 luglio. L'Italia ha già giocato con l'Australia 2-1, poi deve giocare appunto con la Giamaica e con il Brasile, mentre invece il calcio, l'Under 21, sì, che si svolge appunto in Italia e San Marino, avrà appunto questa domenica un'Italia-Spagna a Bologna, poi il mercoledì 19 un'Italia-Polonia e sabato 22 un'Italia-Belgio a Reggio Emilia. Qualche nome: Barella, Zaniolo, Pellegrini, Chiesa, Ken e Pinamonti. Insomma, gente che tranquillamente, per dire, esatto, che insomma quello che dici tu effettivamente è una nouvelle vague che scende come prestazione dalla nazionale A e va, diciamo, a rinforzare questa Under 21, speriamo, perché dal 2004 che non si vince più e una volta era un po' il nostro terreno di conquiste. Sappiamo quanti campioni sono usciti dalla Under 21. Cambiamo argomento, passiamo, mancano pochi minuti, una cosa abbastanza veloce, vediamo la numero 10, il contributo numero 10, VAR, viva la tecnologia. Come vedete questo non è gol, quindi è un VAR, diciamo, un po' antidiluviano, perché a un certo momento della stagione effettivamente sembra essere una cosa un po' datata, perché tutta la tecnologia che avevamo visto l'anno scorso nel cercare di dare quell'apporto di verità alle varie situazioni che venivano, in qualche modo emergevano durante la partita, sembrava che invece in realtà fossero in qualche modo, diciamo, disattese da degli interventi, da delle decisioni completamente sballate, e purtroppo quest'anno il VAR ha avuto un po' di arretramento nel giudizio, o però nella percezione del pubblico e anche un po' degli operatori, meno forse degli arbitri, che credo in qualche modo abbiano cercato di riappropriarsi di una forma, diciamo, di potere. L'anno prossimo il VAR avrà un'unità centrale e quindi a questo punto non c'è neanche più un discorso geografico, e quindi, cosa che avevamo già fatto in Germania, ma noi arriviamo sempre dopo come al solito. Comunque vabbè, sentiamo Massimo, il VAR ha fatto bene o non ha fatto bene? Ma abbiamo visto bene ai mondiali, applicato in parecchi casi che erano stati chiusi con ragione. Un po' centellinato, però era anche abbastanza centellinato al mondiale. Però esordiva al mondiale, quindi era giusto anche dosarlo, mentre nel campionato italiano quest'anno, per quanto i numeri dicono che in percentuale ha risolto un grande numero di casi controversi, però alla fine nel finale di stagione soprattutto l'abbiamo visto un po' così, vacillante, mal interpretato forse altre volte, perché a discrezione, troppa discrezionalità, perché non si capiva quando i casi di mano, poi falli di mano erano eclatanti, per cui per qualche caso erano decisi in un modo, per altri in modo opposto. Il fuorigioco stesso non osservato in certi casi, mentre in altri sì, quindi si deve uniformare sicuramente il protocollo per dirimere queste questioni. Il VAR aiuta, l'abbiamo visto anche adesso nei mondiali, dove se c'è anche un fallo che si può sanzionare, vengono annullati anche magari dei gran gol decisivi all'ultimo istante, però la tecnologia interviene e definisce queste questioni. Però secondo me va sistemato il protocollo, perché certi casi vanno decisi, e credo anche soprattutto con lo spostamento della decisione in un luogo
unico, questo possa aiutare e non essere condizionato in qualsiasi modo da fattori ambientali. Almeno possibili. Lo stesso gruppo che sbaglia. Basta, ma poi dei professionisti, poi secondo me devono essere degli uomini che sono deputati al VAR, non esiste che secondo me un arbitro che sia oggi in campo e la settimana dopo, qualche giorno dopo, lì a decidere al VAR, perché uno si deve specializzare come in tanti settori. No, anche perché poi tu hai parlato di discrezionalità e quindi domanda ad Alfonso se questo è un termine giusto con il VAR, perché la discrezionalità in fin dei conti dovrebbe essere azzerata, altrimenti è inutile mettere il VAR, mettiamo l'arbitro. Giusto? No, ma il discorso VAR, di certo il discorso dei falli di mano è un discorso che ha fatto molte polemiche, quindi sicuramente l'anno prossimo bisognerà andare. Già c'è stata una riunione in Lega dove si è parlato del discorso falli di mano, poi bisogna stare attenti perché il VAR nasce fondamentalmente per essere più sicuri e polemizzare di meno nei giornali, i tifosi, però poi se l'arbitro dopo il VAR sbaglia ancora, perché ci sono successe delle circostanze così, allora si va a peggiorare, quindi bisogna andare a sistemare questo discorso. Io sono a favore del VAR, perché se si può andare con la tecnologia a capire dove si sbaglia sono a favore, però ovviamente bisogna andare a fondo e il sistema è ancora da rodare, perché comunque non è da tanti anni attivo. Mi ricollego al contributo successivo, il sistema è da rodare perché il contributo riguarda questo settore, quindi il razzismo negli stadi. Abbiamo avuto delle situazioni che si riverberano ogni anno e quindi questa è una cosa che sinceramente non si riesce a estirpare, anche perché poi c'è abbastanza un mix di situazioni che vanno ad accavallarsi, che quindi alla fine non è che proprio uno stadio sia razzista in questo, quindi ci sono dei modi e dei comportamenti riprovevoli che però appunto sono vicini all'insulto nei confronti della persona. Che dopo alla fine sia di colore è un conto, almeno questo è il mio pensiero, però si insulta anche a prescindere e anche lì non va bene. Sentiamo Massimo. Sì, anche questo è da definire, non c'è uniformità anche in questo senso, ci sono state delle squadre punite severamente e delle altre che continuano ad essere impunite, degli stadi o delle curve, quindi anche questo, ma non solo durante l'incontro, anche in settimana ci sono stati episodi che potevano essere sanzionati, potevano condurre alla sanzione per le squadre interessate, quindi non bisogna cavalcare troppo l'onda emotiva di certi episodi e tanti malcomportamenti vanno puniti, non solo dei cori. Ci sono tante questioni, io vedo a San Siro esplodono ancora dei petardi allucinanti, non si capisce come. Anche quello non va bene. Questo continuo a non capirlo. Ok, in chiusura velocissima, siamo in ritardo alla chiusura della prima parte. So che in molti stadi sono state montate molte telecamere tecnologiche che riescono a individuare veramente con qualità alta i trasgressori. Ovvio che poi se stiamo a arginare tutti i tifosi di tutte le curve, a decifrare ogni coro e ogni insulto, non ce la caviamo più. Bisogna capire bene di cosa si sta parlando, se di razzismo o di insulti, perché poi lì veramente andremo incontro a sospensioni di partita eterne fondamentalmente. È una serie di cattive abitudini su cui appunto bisogna lavorare bene a tutti i livelli. Noi abbiamo una cattiva abitudine che è quella di fare un po' di pubblicità, perché anzi diventa un'ottima abitudine per i nostri sponsor. Interrompiamo la trasmissione, ci vediamo qua tra pochissimo.
passione, emozione, sensazione e ancora euforia, divertimento e simpatia. Non rinunciare a tutto questo. Scarica l'app di Silver Music Radio, SM Radio, e ascoltala dove vuoi. Silver Music Radio, la tua radio ti ascolta. SM Radio è la radio di Che Calcio Che Fa, quindi ogni lunedì dalle ore 15 alle ore 16 parliamo sempre di calcio. Ovviamente il campionato è finito, quindi è iniziata, diciamo, la stagione sta finendo, però parleremo comunque di calciomercato con i nostri ospiti, come del resto la stagione appunto continua anche quella di carta canta, e quindi volevo un'ultima considerazione da parte di Massimo riguardo, diciamo, al tuo staff e alla tua attività. Sì, per completare il discorso che abbiamo fatto io e Alfo, abbiamo comunque nel processo di crescita che abbiamo iniziato da marzo, citare anche l'opera di un giovane nostro collaboratore, Andrea Dattrino, che segue da vicino l'Inter con i suoi contributi scritti, ma anche è andato in trasferta più volte per carta canta, e non ultimo anche Gian Domenico Sica, che ha cominciato a scrivere qualche cosa anche per noi, quindi è una redazione che si sta allargando man mano. Si sta allargando molto bene. Hai parlato appunto di situazioni interiste e noi a questo punto non possiamo non andare avanti con il contributo numero 13 e le vediamo un po', ecco, che praticamente il 16 gennaio, quindi in pieno calciomercato invernale, la sessione, diciamo, invernale del calciomercato, ci fu una specie di butade, no? Perlomeno la gente voleva fantasticare, allora gli interisti avrebbero voluto prendere probabilmente Higuaín e i milanisti invece Icardi. Allora la storia ha detto altro, uno è rimasto fermo al palo e l'altro invece è andato in Inghilterra, nella sponda del Chelsea. Domando quindi a Massimo se la scelta del Milan è stata, diciamo, comunque positiva, quella quindi di prendere Piontek automaticamente. Ma sai, io quando penso all'entusiasmo che c'era lo scorso anno all'arrivo di Higuaín, penso che comunque Higuaín fosse l'acquisto top per il Milan. Credo che con Higuaín al meglio, motivato e non subito smontato all'idea di dover comunque lasciare il Milan a fine stagione, il Milan sarebbe andato in Champions con i gol di Higuaín, che non sono arrivati per suoi limiti caratteriali, quindi non contesto l'acquisto di Higuaín. Mi spiace che non abbia fatto quello che comunque stava iniziando a fare inizio stagione. Icardi è una situazione diversa, che comunque è ancora da dirimere. È chiaro che i 50 e più giorni passati lontani dal campo per sua decisione alla fine abbiano potuto pesare anche nelle decisioni che prenderà l'Inter nei suoi confronti. Ecco, vediamo la slide successiva, quindi formulo una domanda differente invece. Di chi è stata la colpa, Alfonso? Quindi vedi qua che c'è una coppia che si bacia, la coppia incriminata, c'è un'altra coppia che è societaria con Spalletti allenatore e direttore sportivo, che invece è Beppe Marotta. Ma allora, diciamo che da quando è arrivato Marotta le cose sono cambiate, perché delle situazioni che comunque aveva Icardi con la sua agente moglie Vandanara non sono più piaciute. Ovviamente adesso all'Inter è arrivato Conte, probabilmente non piacevano neanche prima, ma prima non si andava col pugno di ferro, diciamo, con sì. L'arrivo di Marotta, che arriva da una società come la Juve dove non si sgarra, sono cambiate un po' di cose, quindi Icardi è stato messo al muro, è stata tolta la fascia, e adesso parliamo di un arrivo di un nuovo allenatore, Conte, su suggerimento di Marotta, perché i due si conoscono bene, è l'uomo di Marotta, quindi io mi immagino una scena in cui Marotta gli ha spiegato tutto ciò che Icardi ha fatto e non ha fatto in questo anno all'Inter. Il risultato è che ad oggi Conte non vuole più il giocatore nell'Inter, nel ritiro, e quindi Icardi è una situazione che va ancora capita, perché poi ci sono diversi scenari, però le colpe ce le ha. Ecco, allora slide numero 15, e vi domando a tutte e due dove andrà Icardi. Questa è la slide di un certo momento della stagione, probabilmente era forse ad aprile, e queste erano le papabili, quindi Juventus, Bayern, Paris Saint-Germain, Napoli, Barcellona, Liverpool, Real Madrid. Qualcosa è venuto meno, perché hanno fatto già altri acquisti, cambiati anche degli allenatori, quindi questa pattuglia si assottiglia secondo me. Quindi in una maniera abbastanza secca, una vostra risposta riguardo dove potrebbe andare Icardi.
È chiaro che tutte le strade potrebbero condurre all'Italia e quindi a questo fantomatico scambio con la Juventus, che forse accontenterebbe più l'Inter che non la Juve, però non sono così convinto. Qual è il tuo dubbio? Credo che non possa l'Inter cedere i cardi alla Juventus, perché l'Inter che sta costruendo con Conte una squadra che possa avvicinare la Juventus non può cedere i cardi, e nel contempo i cardi alla Juve non credo che sia così gradito, magari in una piazza italiana, ma io lo vedrei all'estero. Ci sono delle squadre in cui potrebbe inserirsi bene, bisogna vedere se tutti sono d'accordo a trasferirsi. Lui non sembra tanto convinto. Sentiamo all'estero, secondo Alfonso, quali squadre potrebbero... Bisogna andare a capire chi ha bisogno di un attaccante in questo momento. Diciamo che un certo tipo di attaccante. Un certo tipo di attaccante, esatto. Se andiamo a vedere ad esempio in casa Madrid, il Real ha ufficializzato da poco Jovic e Hazard, quindi a parte che non hanno bisogno di un attaccante e non hanno bisogno di quel tipo di attaccante, quindi escluderei. Secondo me una papabile potrebbe essere l'Atletico Madrid, perché sta un attimo smaltendo, se così vogliamo definire, dei giocatori, vedi Griezmann, vedi Diego Costa che è ai margini, quindi quella potrebbe essere un'opzione. Poi ci sono le Germania. Anche il Bayern c'è Lewandowski. Bayern Monaco c'è Lewandowski, esatto, che sta andando verso... Però se non va via Lewandowski... Se non va via, poi ovviamente siamo all'inizio del mercato, nulla è ancora definito, ci possono essere tanti scenari. Max parlava di difficile che possano andare alla Juve. Abbiamo visto in questi anni che ci sono trattative che sembravano impossibili, che si sono avverate. Mi viene in mente Bonucci, mi viene in mente Higuain, quindi tutto può succedere, però poi Icardi ad oggi è ancora un giocatore dell'Inter. Bene, allora abbiamo parlato di un calciatore, ma parliamo soprattutto di questa slide, contributo del 7 marzo, la vediamo, il valse degli allenatori. Guardate qui, era già ipotizzato a marzo, no? Quindi c'era Zidane, Conte, Gattuso, Spalletti, Mourinho, Allegri era ancora in piena corsa, Mourinho si era già allontanato dal mese, Spalletti comunque era terzo, Gattuso rincorreva, Conte era parcheggiato all'estero e poi dopo un po' Zidane avrebbe preso invece la conduzione del Real Madrid. Questo è un po' quello che dopo è successo tra questi. Chi rimane diciamo un po' indietro, però dopo ne parleremo, è Gattuso, che sembra in questo momento non avere squadra, oltre al fatto che si fermerà anche probabilmente Allegri e lo stesso Spalletti, quindi insomma è il valse degli allenatori, quindi già il 7 marzo c'era questa situazione, quindi è interessante. Adesso la Juve, Conte è appena arrivato, la Fiorentina comunque non rinnova probabilmente con Montella, non si sa, è appena arrivato Fonseca alla Roma, il Milan dovrebbe stringere con Giampaolo, insomma comunque si sta da un anno all'altro cambiando automaticamente tutto questo parco allenatori e di conseguenza anche le strategie delle varie squadre. Domando quindi a tutte e due qual è l'allenatore che in teoria, in percentuale, perché è facile dire Conte all'Inter spopolerà, è tutto da verificare, l'allenatore rapportato alla squadra dove va ad allenare, qual è l'allenatore tra quelli che arriveranno adesso ex novo, in qualche modo mettiamoci dentro anche Sarri con la Juventus, dovrebbero andare a far bene. Massimo? Sì, per non essere scontati dire Conte, perché secondo me Conte difficilmente può fallire completamente una stagione, quindi lo vedo bene sulla panchina dell'Inter e con le pedine che sta man mano organizzando nel suo scacchiere. Poi che se ne dica, credo che Sarri possa fare bene alla Juve perché è in grado di dare un'impronta alle sue squadre. Ok. Alfonso invece cosa ci dice riguardo appunto questo valse degli allenatori? Un allenatore che in proporzione alla propria squadra lo trovi, diciamo, ma potrebbe anche essere uno tipo non so Mazzarri al Torino, l'anno prossimo magari il Torino può fare uno scatto in avanti. Allora io dico occhio a Fonseca, perché Fonseca è un allenatore che non ha ancora 46 anni, quindi giovane, ha allenato lo Shakhtar da diverso tempo,
fa giocare bene le squadre, quindi magari ha un impatto, è fuori dal mondo, non ha mai allenato in Italia, quindi potrebbe far bene con i giovani della Roma. Bisogna anche vedere il mercato, perché molti giovani della Roma sono in trattative di mercato. Lui è portoghese, potrà portare anche dei talenti portoghesi, quindi secondo me può essere un prospetto da seguire. E secondo me Giampaolo, per il progetto che ha in mente Gazidis di rivalutare alcuni giocatori e mettere il gioco in prima linea, potrebbe fare bene. Quindi, ovviamente manca ancora l'ufficialità, però non lo vedo malissimo. Ok, ne parliamo dopo. Vediamo invece la slide numero 17. Eccola qua, sempre una bellissima immagine, vignetta di Michelangelo Manente, la favola infinita, Juve, unico obiettivo raggiunto. Questa favola infinita che dopo alla fine non fa altro che comunque regalare degli scudetti, cioè non è che dopo alla fine gli scudetti non valgano, anzi, e poi questa epopea di questa Juve di tutti questi anni rimarrà nella storia del calcio, quindi insomma io credo che un tifoso juventino sia anche molto soddisfatto. Poi manca effettivamente una ciliegina sulla torta che ha la forma di una coppa con le grandi orecchie, però prima o poi probabilmente si raggiungerà questo obiettivo. Domando a Massimo, dopo aver preso un giocatore così importante come Cristiano Ronaldo, un organico che ha spopolato in Italia, che comunque sono dei buonissimi giocatori, dove dovrebbe andare a intervenire, potrebbe essere anche solo l'avvento del gioco di Sarri, ma anche con qualche giocatore, la Juventus, per cercare di raggiungere quell'obiettivo, perché comunque tra le prime 8 la squadra c'è in Europa. Sì, appunto, posto il fatto che comunque 8 scudetti consecutivi non sono veramente un risultato da non evidenziare. È chiaro che l'obiettivo è l'Europa, e la Juventus adesso dovrà scontare il fatto che comunque qualche giocatore ha qualche anno in più. La difesa secondo me è da sistemare inevitabilmente per problemi sia anagrafici che soprattutto fisici di qualcuno degli interpreti, e il centrocampo, perché l'anima di una squadra è il centrocampo. La Juventus quest'anno è andata in sofferenza, davanti non ha problemi, anche i ricambi, anche con Ken che dà un supporto a Ronaldo. Cioè tu dici che il centrocampo quasi più della difesa della Juventus? Sì, non vedo un centrocampo in grado di dare quel supporto. Betancourt, Pjanic, che dire che dovrebbe rientrare per un grosso infortunio, ma Emre Can, Ramsey però lo vediamo quest'anno, catapultato quest'anno in una realtà nuova, in un campionato. Bernardeschi a centrocampo? Sì, però non è quello che ti fa fare il salto a centrocampo. Pjanic secondo me quest'anno ha dimostrato che non è nel suo ruolo migliore. Pjanic ha bisogno di vedere più la porta, e quando è dietro è anche graziato tante volte dagli arbitri, per cui tante volte potrebbe anche uscire prima dal campo, mentre non è stato sanzionato come forse si doveva, e quindi è in sofferenza la Juventus in questo campo. Allora, quindi a sentire Massimo è un cantiere più aperto di quello che si sembrerebbe, quindi il centrocampo da risistemare, una difesa negli organico da sistemare, ma probabilmente anche come interpretazione, perché se arriva Sarri la difesa deve stare molto alta, quindi cambiano anche delle prospettive anche di gioco, i giocatori che devono essere molto veloci a recuperare anche fisicamente. Sei d'accordo su questo? Quindi è giusto anche mettere Sarri? Ci sono da fare dei miglioramenti. Sono d'accordo sul centrocampo, perché al di là di Ramsey, che è un buon giocatore, serve un top player, quindi si parla di Pogba, difficile la trattativa perché costa eccessivamente, però manca un top player al centrocampo. Io aggiungerei anche che Douglas Costa quest'anno non si è visto. Sono mancati anche molto i gol degli esterni, perché Bernardeschi ottima stagione ma pochi gol. Quindi bisogna andare un attimo a capire innanzitutto, quando arriva Sarri, su chi vuol puntare. La tipologia di gioco che vuole fare la conosciamo abbastanza, però sì, vanno rimodernate le cose. Anche affidarmi interamente a Rugani, come abbiamo visto in Champions, non è stata una scelta ottimale, quindi anche lì bisogna partire Benatia, che molti tifosi hanno invocato adesso in questi giorni nei social, invocato un suo ritorno, quindi vanno fatti degli innesti, bisogna investire, e Agnelli sotto questo punto di vista non ha problemi, perché gli investimenti sono sempre stati fatti in casa Juve. Bene, corriamo velocemente con slide velocissime. Dico chi vuole rispondere, perché appunto siamo a 10 minuti, ancora ci manca la nostra trasmissione.
questa penultima puntata di Che Calcio Che Fa. Ecco, l'Inter ha svoltato, quindi chi vuole rispondere tra voi due, Massimo o Alfonso? Quindi parliamo un po' di Inter, lo so che è difficile per voi, però... Allora, Alfonso. Sì. Alfonso? Sicuramente l'Inter, se vogliamo paragonarlo al Milan, a livello di milanesi è molto più avanti con il progetto. Suning si è assestato, l'allenatore che hanno preso, Conte, è un allenatore che vuol far sì che il progetto sia vincente da subito, però occhio, perché comunque all'Inter ci sono sempre tante aspettative, poi sul campo bisogna andare a vedere cosa si fa, e poi c'è un mercato, come abbiamo detto prima, di Icardi che bisogna ancora definire. Secondo me deve togliere dalla rosa dei giocatori che possono dare problemi, che magari Conte non vuole. Conte vuole lasciando perdere la questione disciplinare, scusami, quindi qualcuno, le teste calde, chiamiamole così. Quanti giocatori degli 11 dovrebbe cambiare Conte, secondo te, per il suo modulo? Almeno una metà. Quindi Vado 5? secco, sì. Andiamo su 5? Sì. Beh, insomma, pesante come cosa, quindi non è facilissimo, quindi vediamo, ci risentiremo riguardo a questo, su questa proiezione da parte di Alfonso, e andiamo con la slide successiva. Eccolo qua, Gattuso sì, Gattuso no, Gattuso no, perché lui anzi ha evitato questa domanda, si è defilato. Quindi ha lasciato per il buon rapporto che ha nei confronti dei colori rossoneri della tifoseria, è uscito da gran signore, e io devo dire la verità che l'ho molto apprezzato come allenatore in questo periodo, soprattutto in un momento veramente compromesso della società. Alfonso prima parlava dell'Inter, dice è più avanti l'Inter nei confronti del Milan come progetto, ma io dico che qua non è più avanti, ma qua il Milan è indietro, ma deve di nuovo ripartire da zero, sembrerebbe, e quindi guardando la slide successiva abbiamo la numero 20 con Maldini che ha un esame di maturità molto ma molto importante. Domando a Massimo a questo punto se il ruolo di Maldini veramente riesce a, in qualche modo, cioè Maldini riuscirà in qualche modo con questo nuovo ruolo a venirne a capo, perché non è più voler giocare a pallone, sapersi districare sulle questioni tattiche, però vuol dire in qualche modo essere visionari, capire quale può essere, diciamo, lo slancio negli anni successivi del Milan. Sentiamo quindi Massimo. Sì, Paolo è veramente all'esame di maturità, ha studiato per un anno e si sta preparando alla prova decisiva. L'abbiamo visto tanto presente a Milanello come figura, l'abbiamo visto meno magari nelle dichiarazioni in pubblico, quindi sempre presente ma non davanti alle telecamere. Quindi adesso Paolo credo che abbia il ruolo che forse voleva dall'inizio, la società lo sta aiutando perché lo sopporterà con delle figure capaci, pronte, professionali e preparate, quindi adesso tocca a lui, perché se voleva un ruolo questo è, e quindi i movimenti di questi giorni lo stanno dimostrando, anche se non ci sono investiture ufficiali, però chiaramente adesso è nel suo ruolo e deve calarsi in questa parte completamente. Domando invece ad Alfonso, sempre parlando di Milan, se il ruolo di Maldini, la dismissione di Gattuso con l'arrivo di Giampaolo, che è un allenatore medio, no? Non è un top allenatore, possiamo dirlo, per quanto veramente bravo e molto stimato, mi piace molto anche come gioca. L'avvento di Boban, di un nuovo organigramma, e quindi l'utilizzo anche di qualche profilo giovane, in qualche modo stemperi un po' la tensione che c'è e anche l'aspettativa attorno a questa squadra, e possa invece in realtà risultare una situazione più semplice per poter ripartire, e magari il Milan diventa più performante, non ci sono drammi e magari zitti e il Milan riesce a qualificarsi tra le prime 4 del Champions, perché penso che sia questo l'obiettivo per l'anno prossimo. Allora guarda, la parola chiave di questi ultimi anni di Milan è la pressione, quindi anche Gattuso in conferenza ha sempre parlato di pressione, quindi Gazidis in qualche modo ha voluto togliere a tutto l'ambiente la pressione di un Milan vincente, un Milan che arrivi subito ai traguardi, perché purtroppo per ora non è così, purtroppo per ora le priorità sono altre.
sono di aspetto economico. L'innesto di Boban secondo me è di vitale importanza, perché comunque uno che era il numero 2 della FIFA fino a pochi giorni fa può aiutare nel colloquio con l'UEFA, perché tra poco bisognerà andare a definire la situazione UEFA, quindi il Milan riparte con delle aspettative, ma con Giampaolo che è uno che tira su talenti e ci sono delle aspettative buone secondo me. Giampaolo per ora è l'allenatore giusto per allenare il Milan che vuole Gazidis e Paolo Maldini. Beh, vabbè, staremo a vedere, basta che dopo alla fine non diventi una succursale dell'Arsenal come concetto e che quindi alla fine porti a casa qualche risultato, i conti si mettono a posto, però da un punto di vista diciamo di passione, quello che era il Milan di una volta, magari si impiegherà un po' più di tempo. Comunque d'altronde bisogna anche prendere atto che in questi ultimi anni le squadre italiane, l'Inter e il Milan in primis, hanno avuto dei grossissimi problemi, quindi bisogna ripartire in qualche modo e bene. Vediamo invece la nuova Serie A, il contributo numero 21, eccola qua con i colori un po' italiani, rosso, bianco e verde, bianco e rosso, secondo la nostra bandiera. Qui è un dislocamento di natura geografica, quindi partiamo dal Piemonte, Juventus Torino, poi abbiamo le Lombarde, Inter Milan, Atalanta Brescia, abbiamo quelle del nord-est del Friuli, quindi Udinese e Verona, abbiamo le due genovesi, Sampdoria e Genova, abbiamo le emiliane, Romagnole, Sassuolo, Spal, Bologna e Parma, una fiorentina di Firenze, centro Italia, con la Roma e Lazio perdono il Frosinone, la regione Lazio. E poi diciamo la parte sud delle isole, quindi con Cagliari, Napoli e Lecce, quindi da un punto di vista si è perso una Toscana, si è persa una laziale e si è perso una del Verona, ma è stato sostituito da un'altra veronese, è stata sostituita da un'altra del sud, quindi ci siamo avvicinati ancora di più verso il sud con Lecce, e poi abbiamo il Brescia che è la leonessa che da tanto tempo mancava nel campionato italiano. A me sembra che il campionato quest'anno sarà ancora più interessante a livello proprio di città, ci sono tantissime stracittadine ma tantissime partite anche molto interessanti. Parlavamo con un amico comune ieri con Massimo, c'è la rivalità per esempio tra l'Atalanta e il Brescia, o anche il Brescia e Verona, quindi vuol dire che saranno partite molto ma molto interessanti, quindi un bellissimo campionato. Domando a voi due, indubbiamente, che siete ospiti, chiaramente non ce ne sono altri, ma a voi due, la sorpresa, lasciamo perdere l'Atalanta che avrà delle gatte da pelare, perché la sorpresa adesso andando in Champions dovrà cambiare anche un po' uno stile, quindi sarà un po' meno sorpresa. Domando a tutti e due quale può essere la sorpresa sia in positivo che in negativo. Se volete anche mettere due sorprese mettetele pure, siamo alle battute finali, quindi voglio da voi queste risposte. Massimo? Ma la sorpresa potrebbe essere il Parma, che ho visto bene l'anno scorso con la SPAL, quindi quest'area geografica, 4 squadre emiliano-romagnole, sono tante comunque in Serie A. Mi auguro, per una questione proprio affettiva, che anche la Fiorentina possa risalire la classifica e tornare al punto che... Una Fiorentina con Gattuso? Se ne è parlato, potrebbe essere anche l'allenatore ideale, un ambiente ideale, una grande partecipazione emotiva da parte del pubblico della città, che darebbe forse più sostegno a Gattuso, che ha vissuto forse troppo emotivamente l'esperienza a Milano, anche se non escludo che comunque un giorno possa tornare. Chi potrebbe essere invece in una fase negativa, diciamo, la prossima stagione? Negativa. È ancora presto, non c'è il calciomercato, non sappiamo come si schiereranno le neopromosse, però... Sì, ho paura che insomma queste squadre che risalgono dalla Serie B alla Serie A non riescano sempre a venirne fuori subito per un anno, e che quindi siano subito coinvolte in un ritorno nelle serie inferiori. Mi auguro che il Brescia, per la simpatia che abbiamo per questi colori, possa fare bene. Quindi... Bene. Alfonso, guarda, il tuo punto di vista? Vado controordine rispetto a Max. Secondo me Lecce è una squadra che ha dimostrato che quando sale nella massima serie ha un sostegno dei come tifosi e tradizioni, sono nati tanti talenti da Lecce, quindi secondo me
potrà essere una sorpresa in positivo e quindi si salverà tranquillamente. Non la voglio tirare ovviamente a nessun leccese. No, vabbè. Si sta giocando da questo punto di vista. E anche la Fiorentina con la nuova proprietà, dipende sempre dal mercato perché molti nomi sono su appunto in via di uscita, secondo me può essere una bella sorpresa. In negativo non lo so, in negativo ci possono essere delle squadre tipo il Verona che comunque è sempre in bilico tra la B e la A e mi viene da dire Inter perché comunque ci sono sempre grandi aspettative a inizio anno che poi vengono deluse, ovviamente rispetto alle aspettative che l'arrivo di Conte può dare, in negativo parlo ovviamente. Io invece penso a un buon Torino quest'anno, invece in senso negativo penso a un Genoa, perché se continuano a fare sempre la doppia campagna acquisti durante l'anno, quest'anno si sono salvati per il rotto della cuffia, quindi questa è una cosa abbastanza negativa. Comunque sarà un campionato, come vedete, anche per tutti gli scontri che ci sono, indubbiamente molto ma molto interessante. È arrivato il momento della beneficenza. Eccola qui, ogni giorno per Emma, controllata sia di Friedrich, quindi www.per-emma.it. Noi sposiamo questa causa, la sposiamo noi come Che Calcio Che Fa, anche come Carta Canta, anche come rappresentanti della comunicazione del club Italia Master, e quindi abbiamo conosciuto questa splendida organizzazione, una splendida associazione, e quindi mi raccomando, ogni giorno per Emma, quando si ha la possibilità di poter pensare in quella direzione, pensiamoci ogni giorno. L'ultima tabella, diciamo, perché settimana prossima sarà l'ultima puntata, quindi non ci sarà il riepilogo degli appuntamenti, e saranno invece il riepilogo degli appuntamenti sarà la stagione successiva. Non sappiamo ancora quando inizieremo, ma contiamo di iniziare quanto prima rispetto invece alla passata, appunto la stagione appena conclusa. Ricordatevi che quindi settimana prossima c'è sempre Che Calcio Che Fa su Lombardia TV alle venerdì alle ore 21, in sabato alle ore 18 in replica, in radio su Silver Music Radio e Lodi Crema TV canale 111 lunedì alle ore 15, e poi sul web con i siti dedicati che sono checalciochefa.com e checalciochefa.it. Siamo arrivati alla fine, all'inizio della trasmissione loro parlavano e alla fine carta canta, e quindi a me non resta altro che dire carta canta. Vi saluto, grazie per essere venuti, quindi grazie al direttore Massimo Canta. Grazie a voi tutti, buona estate. Benissimo, grazie anche a te Alfonso per essere venuto anche qui. Grazie Fulvio, ciao a tutti gli ascoltatori, seguiteci su Carta Canta. Seguiteci su Carta Canta, seguiteci anche su altre iniziative che prenderemo insieme, perché noi comunque facciamo parte di un gruppo di lavoro. Seguiteci su Che Calcio Che Fa, ricordatevi settimana prossima ore 21 canale 99 Lombardia TV. Ciao!